all'improvviso si sveglia, è un vecchio signore, all'improvviso si sveglia e dice: la propaganda, la conferenza, è stata fatta la conferenza. Sì, generale, gli dicono, stia tranquillo, è stata fatta la conferenza. La conferenza è consistita in questo: una sala come questa, piena di alpini, il conferenziere è un capitano dei bersaglieri, ultra settantenne, veterano della terza guerra d'indipendenza, ferito a Custozza, grande patriota che allo scoppio della guerra si è di nuovo arruolato, è capitano dei bersaglieri, a 70 anni non sanno cosa fargli fare. Adesso c'è questa cosa nuova delle conferenze, gli fanno fare le conferenze. Per cui ha una sala piena di alpini, il veterano di Custozza, appoggiato alla sua gruccia di mutilato, tiene una conferenza sul tema: è bello morire per la patria.